Bilancio e prospettive futuro, questo in sintesi l'incontro fatto dai componenti e simpatizzanti di Fratelli d'Italia, che si sono anche scambiati gli auguri di buone feste in un noto albergo cittadino, alla presenza del leader agrigentino, nonché componente della segreteria particolare dell'assessore al turismo della regione siciliana, Lillo Pisano. Presenti anche l'assessore al comune di Agrigento Ciulla, il vicepresidente del consorzio universitario di Maida, Daniele Lardi, l'avvocato Paolo Antinoro, da poco nominato responsabile del Dipartimento regionale delle professioni, Giuseppe Arnone di Favara, approdato anche lui al partito della Meloni, l'amministratore del distretto DMO La Gaipa, Daniela Catalano, neocoordinatrice del partito in città, e altri amministratori della provincia. Sostanzialmente si è tracciato un percorso, in particolare facendo riferimento alla crescita del partito in città e provincia, con continue adesioni che provengono da tutti i vari comuni dell'Agrigentino. Diciamo che Fratelli d'Italia ha dimostrato ovviamente in quella competizione di avere una classe dirigente, di non solo portare il fattore dei numeri, che naturalmente è stato dimostrato, ma poi comunque di cercare di dare uno stampo, un'idea diversa di città che noi volevamo. Poi diciamo che al ballottaggio noi abbiamo deciso di sostenere Mincichè, ma con la nostra identità. Noi giorno per giorno rivendichiamo in Consiglio Comunale e anche all'interno della Giunta la nostra identità, perché noi comunque siamo quelli che ci tendiamo a essere il motore di questa amministrazione per quanto riguarda il nostro settore, e lo stiamo dimostrando giorno per giorno. Oltre al fattore del fattore visivo delle luminarie, degli spettacoli delle nostre, ma anche stiamo facendo un grande lavoro sull'impiantistica sportiva. Io non vi voglio accennare niente, ma di qua a breve ci sarà una bellissima novità per la città di Agrigento, una cosa che è da tanto tempo che è desiderata. E ci abbiamo lavorato con l'assessore, naturalmente con l'assessore Ciulla e anche altri amici che si sono messi a disposizione, e voglio ringraziare, che veramente a titolo gratuito ci hanno fatto un bel regalo, e poi ne parleremo all'anno nuovo, che veramente ci hanno permesso di raggiungere un obiettivo. Non lo voglio anticipare, diciamo, perché è giusto così, però perché noi dove ci mettiamo siamo la differenza, ma siamo la differenza perché noi lavoriamo giorno per giorno senza nessun interesse, come diceva Costantino, ma solo per l'interesse personale, ma solo per l'interesse collettivo. Quindi noi quando scegliamo di stare da una parte, scegliamo convintamente di stare da quella parte, siamo leali, siamo coerenti e siamo naturalmente per la produzione di lavoro. Nel momento in cui una persona, loro lo sanno come regione, nel momento in cui non funzioni, io onestamente dico questo è il migliore amico mio, ma devi mettere di lato, perché in quel ruolo ci va la persona che merita di lavorare. Io sono di questa mentalità. Quindi di fatto oggi è un giorno importante perché c'è classe dirigente, siamo secondo me il gruppo, già noi diventeremo il primo partito, già siamo il primo partito. Perché sabato scorso abbiamo pensato facciamo qualcosa di concreto e di facile nel senso di realizzabile, dando un buon risultato alla città, e in 24 ore abbiamo organizzato questa raccolta, abbiamo dato circa 1.000 euro di alimenti a Padre Pontillo, facendo un after hour praticamente della sede Fratelli d'Italia, quindi c'era anche gente, devo dirvi, che posava i sacchetti, cioè voglio anche tesserarmi, quindi per dare il senso di quello che noi siamo. E quando io dico noi siamo, dico che ci sono alcune scelte che alla fine sono un frutto di quello che tu sei come DNA. Nel mio caso ho detto qualche giorno fa, certi amori fanno giri e mezzi e poi ritornano, come diceva una famosa canzone. La campagna elettorale dei 20 giorni e 3.200 voti ve la ricorderete tutti. Noi siamo stati quelli liberi che non abbiamo seguito il carrozzone di nessuno, ce ne siamo prese parole senza numero e fine, ma insomma le spalle le abbiamo abbastanza larghe. E però questo, e qua ci sono dei ragazzi, uno dei ragazzi che ha salutato era candidato e faceva votare Fratelli d'Italia perché l'indicazione era aiutiamo la lista dove scattano i seggi, in effetti così è stato, quindi ce la sentiamo tutti quella vittoria e siamo contenti oggi di poterlo dire con gli assessori, con l'assessore, il consigliere, ed è un segno del fatto che davvero possiamo fare grandi cose, perché già questo risultato ha fatto illuminare una città con la firma Fratelli d'Italia, cosa che fino a qualche anno fa, un anno fa, era assolutamente impensabile. Andiamo avanti con determinazione e diciamocelo tranquillamente che qui c'è spazio per tutti, perché se noi siamo bravi e se noi continuiamo con questo modus operandi, cari amici miei, cari amici nostri, cari amici di Fratelli d'Italia, avremmo Lillo la possibilità, a mio modo di vedere, di amministrare
per i prossimi almeno 20 anni. Quindi teniamo duro, teniamo questa asticella di crescita assolutamente alta. Basta, mi fermo. Voglio farvi tanti auguri di un sereno e buon Natale, tanti auguri di buon anno, auguri alle vostre famiglie e speriamo di vederci quanto prima per riabbracciarci veramente fisicamente e per vederci in sale più grandi, che è quello che Fratelli d'Italia merita, perché sicuramente faremo parlare di noi positivamente.